Guarda qua, cosa molto importante, bar. Adesso vi faccio vedere una chiesa in stile romanico del 1100. Sentiero Verde. Sì. Guarda qua, benvenuti a Breonio. Siamo venuti qua per farvi vedere una chiesa in stile antico romanico del 1100 e ovviamente la chiesa è chiusa. Va bene, andiamo dall'altra parte. Guarda chi c'è oggi? Magia! Ciao Vice! Fiossi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo a vedere un monastero, roba... Un eremo. Mi ha detto bene la mia amore Consuelo, eremo. E seguiteci, se guardate, non so neanche a me. Fiossi, siamo pronti? Ciao! Simone, dai che andiamo, go go go! Allora, i tipici tetti fatti in pietra di prun. Infatti qui siamo ai margini della Lessinia occidentale e qua è sterminato di cave di marmo, pietra qua e là. Infatti qua è impestato di ste casette qua, anche lì sotto ci sono borghetti. Hanno tutte quante questi tetti qua con queste tegolone gigantesche di pietra di prun. In fondo ci sono un po' di mucche. Qua c'è la Beatrice che mi spuncia con il bastone. E ora qua. E adesso andiamo verso l'eremo. Sentiero iper mega super segnato. Adesso per il momento è in discesa, poi sarà in salita, ma è no turistico, di più, nel senso facilissimo, comodo, è un Bobby. Attenzioni, animali al pascolo, sempre sentiero 240. Adesso siamo arrivati sul greto di un torrente dove ci dovrebbe essere anche una bella cascata. Non giro troppo a destra perché c'è la Consuelo che fa plin plin. E adesso appena libera il sentiero andiamo a vedere. Allora va. Qua è una delle cascate che si possono incrociare lungo il percorso. Qua è Vaglio dei Foi, Valle dell'Orbitoio o Vaio Paraiso, una roba del genere. Qua c'è una maniglia attaccata all'albero, non si sa la funzionalità, e lì era là, con le pietre. Robertina fa la foto. Adesso era là. Aspetta, che faccio? Perché mi devo fare?
Ecco, dopo una passeggiata all'interno di questo fitto boschetto con le cascatine qua e là, arriviamo davanti a questo crocifisso che mi sembra più una croce in stile gotico o roba del genere. E arriviamo al borghetto di Casarole o Casarole. Ecco, vedete, queste qua sono le tipiche rocce appunto del prun della zona, utilizzate appunto per fare e costruire le case e i tetti delle case. Per esempio qua c'è una super casetta qua sotto. Guarda che casette è. Guarda che bel fontanasso. Cazive. Vabbè. Casarole è stato costruito all'incirca nel 1700 e niente, adesso vi facciamo vedere l'eremo di Casarole. Bice. Lavori aperti. E queste sono le tipiche case di questo borghetto. Che bella anche questa qua. Che roba. Bellissima. Adesso noi teoricamente arrivati fino a qui. Vado prima a vedere cosa c'è qui. Per me, per voi, per egli. Qua c'è un'antica fermata del pullman. Qua c'è un'indicazione delle cascate. Questo qua deve essere Zeus, non lo so. Guarda qua, fioretti. Che belle queste piante grasse. Una madonna. Ma è su tela. Pensa. È una specie di santuarietto. Adesso controllo la mappa. Tanto guarda che vista da qua. Guarda che bei fiori. Belli. E qua sotto c'è la Valle dell'Adige. Madonna della Corona. E sotto qua l'Adige. E sotto lì c'è il nostro monastero. No, monastero. Santuario, no, santuario. Vabbè, quello che è. Eccoci arrivati comodamente dopo una semplicissima passeggiata all'eremo di Casarole o Casarole. Adesso magari, senza annoiarvi troppo, vi racconto un po' la storia di quest'eremo. Tanto magari ve lo faccio vedere da fuori. Sotto lì l'eremita forse aveva anche un cane, non so, c'è una mezza cuccia diroccata. Qui il sentiero continua e qui c'è l'eremo. Potete sostare, ma lasciate pulito e in ordine, grazie. Proprietà privata famiglia Soresini. Soresini mi pare sia colui il quale, imprenditore della zona, nei primi degli anni 2000 ha ristrutturato questo posto che altrimenti sarebbe rimasto in rovina. Quindi probabilmente qua è anche chiuso. Vediamo. Sì. Peccato perché dentro ci sono un
un paio di letti, ma in realtà è un mezzo magazzino più che altro. No, qua cosa c'è? Passa che a mangiare. Ah, qua c'è il libretto del bivacco, una forfe pavigna, guarda qua, forfe pavigna. Ah, fioretti. Che i tulipani. Allora, se riuscite a vederlo, lì dietro c'è l'eremo. Adesso, mettendo a repentaglio la mia vita, vi porterò a vedere la grotta dell'eremita. E visto che ci sono, comincio a spiegarvi un po' la storia di quest'eremo. Quest'eremo, all'intorno nei primi anni del Novecento, un certo Adelardo Zivelonghi, all'epoca era un ricercatore naturalista e appassionato archeologico, arrivò da queste parti perché si era sparsa la voce che c'erano stati ritrovati dei reperti dell'età del Neolitico, roba del genere, e lui praticamente è arrivato qui ed esplorando vari anfratti appunto della zona ha trovato questi reperti. Dopodiché, restando qui, si è stabilito per alcuni momenti, porco camera che pericoloso che sei qua, per alcuni momenti in questa grotta che vi sto portando a vedere, e per altri momenti, soprattutto d'inverno, si stabiliva nell'eremo qui sopra, che all'inizio era adibito come magazzino, ricovero attrezzi e roba del genere per gli abitanti del paese. Sto metro qua non era proprio tanto ben visto come al solito dai montanari, cioè sto qua arriva, cosa vuoi da casa nostra? In realtà poi nel tempo ha trovato degli oggetti trafugati dalla chiesa di Breonio, la chiesa stile romanico che ovviamente era chiusa, ma forse vi ho già messo nel frattempo qualche immagine per capire com'era dentro. E trovando poi qua la rifurtiva, poi da quel momento là è diventato un figo, un re, un wow. Devo portarmi la torcia però qua, aspetta che impisto il flash. E niente, qua sì, hanno un po' ricreato il letto. Niente, lui dormiva qua. Era che razza di grotta, beh, carina. Ma probabilmente aveva il frigo, perché guarda che roba. Niente, appunto, da quel giorno là che ha ritrovato la merce trafugata dalla chiesa, è diventato praticamente appunto un figo, e siccome vestiva sempre con un saio fatto di canapa o comunque di stoffa tipo quelli dei frati, l'hanno soprannominato Fra Adelardo. Inoltre, durante la prima e la seconda guerra mondiale, Fra Adelardo ha assunto la funzione di praticamente trasportino per coloro i quali appunto durante le guerre si infrattavano qua per scappare dalla guerra, soprattutto ragazzi in età da esercito che però disertavano, si nascondevano, e quelli del paese portavano a sto frate i viveri e lui di scondon di notte li portava a coloro i quali si nascondevano in queste zone. Più o meno la storia è questa a grandissime linee. Poi nel 1956 Adelardo muore di infarto, e come abbiamo visto di sopra all'eremo, una famiglia di imprenditori qua della zona ha pensato bene di tener viva questa storia e di ripristinare sia l'eremo e a quanto pare anche
la grotta qui sotto, mi sono fatto gli appunti, però è lungo da raccontarvi tutto, quindi vi lascerò qualcosa in descrizione. Adesso torniamo adesso ora all'eremo a mangiare un paninetto, perché passeggiata semplice ma fa comunque fame. Andiamo su. Ci tengo a precisare che la discesa dall'eremo fino alla grotta è molto breve, ma è molto impirata, salti bruttini. Per quanto abbiano messo un cordino, sì, non è per tutti. Bambini, gente che magari ha un po' di paura del baratro, non è tanto facile. Quindi andate giù solo se ve la sentite veramente. Aspetta che mi è venuta in mente un'altra roba. Fra, oltretutto, non solo perché si vestiva con un saio, ma anche perché usava recitare 10 Ave Maria ogni qualvolta che qualcuno del paese gli portava qualcosa. Piccola giunta, va bene? Difficile dirvi tutto in così poco tempo. Dovete sapere che Adelaldo, oltre che essere vegetariano, forse anche vegano, qua aveva l'orticello e era esperto in erbe, robe strane, curava la gente e soprattutto qui venivano a farsi curare per il mal di schiena. Qua da qualche parte c'era un albero grosso probabilmente, li appendeva a testa in giù per i piedi con lo sguardo rivolto verso la Madonna là in fondo. Li lasciava lì a piccoloni per 20 minuti e magicamente il mal di schiena spariva, almeno sembra. Si dice che gente del posto venga ancora qui a fare questo trattamento e avrei voluto farlo io, ma avendo scoperto da poco che ho un'ernia L5S1, non ve l'avevo detto, ma non è il psoas, è l'ernia, avrei voluto appendermi anch'io, ma non vedo alberi abbastanza robusti per tenere il mio peso, quindi adesso continuiamo verso giù e andiamo a fare un giro d'anello. Ci sarebbero anche delle cascate da vedere, la cascata di Adamo, la cascata di Eva e qualcos'altro, ma mi dicono che sono un po' inerpicate e quindi per bambini non tanto fattibili, quindi adesso intanto scendiamo per di qua e poi vedremo. Visto anche all'eremo di Adelaldo, la storia, come vi ho detto, la troverete forse in descrizione. Yes! Altro torrentello che deve essere lo stesso che abbiamo attraversato prima sopra. Guarda che figo, guarda. Allora, ad onore del vero, i ragazzi si sono fermati sopra alla
all'inizio di questa cascata qui, perché il sentiero, volendo, c'è una variante che prosegue giù seguendo questo rio e si possono incontrare 3 o 4 cascate, la cascata di Adamo, la cascata di Eva e bla bla bla. Solo che siccome è indicato un percorso per escursionisti esperti, avendo una bambina di pochi anni, insomma, cammina sì, però effettivamente non è proprio un gran sentiero, tanto presumo che le cascate siano più o meno tutte quante così. Quindi sì, venite a vedervele a vostro rischio e pericolo. Quindi comunque vedo che è abbastanza tabellato bene, probabilmente questa qua deve essere la prima e forse questa qua è la cascata di Adamo, ma non sono sicuro. Comunque magari vi lascio la traccia completa in descrizione, così potete vedere tutte le cascate dove sono posizionate. Adesso ne torniamo verso su e torniamo verso Ponaro. Guarda, sentieri sono segnati veramente bene, questo bisogna dirlo. Dopo una prima rampa decisa dalle cascate si arriva qui su un pianoro dove c'è anche una comoda panchina e da qui il sentiero ritorna a una mezza forestale, dovrebbe essere tutta in falso piano fino a ricongiungersi con la strada asfaltata. Tipica casa local, immersa nel verde e nei colori delle piante fiorite, e la strada è su lì, abbiamo quasi finito il giro. 21, 22, 23. E davanti a questa madonnina siamo usciti dal sentiero, finito l'anellino. Beatrice, chi è che devi salutare? Ciao! No, ma dillo bene. Ciao! Ciao amici. Ciao amici di internet! Beh, Hola! fatto anche questo giretto d'anello, tutto in descrizione. Ciao Fiose, ciao Fiosi. Se venite fermatevi qua anche al bar Piccoli che merita. Adesso scoop ragazzi, scoop. Ho trovato una cosa che non avete neanche la minima idea. Ma potevamo noi lasciarvi senza farvi vedere la chiesa in stile romanico? Che go spacca i coglioni a tutto il paese finché go trova quello che me aperta. Non che credo. Sì, Occio. Guarda. Guarda che affreschi, ovviamente sono stati ristrutturati, ma sta roba qua è del 1100 o 1000 e giù di là. E sto robo qua, che adesso non mi ricordo come si chiama, è uno dei meglio conservati, presumo in tutta Italia, tutto in legno, bellissimo. Quindi se venite da queste parti dovete trovare chi vi apre la chiesa. E dall'esterno della chiesa romanica dei Santi Giovanni e Marziale, adesso è veramente tutto. Fiosse, Fiossi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!